Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, qui su Radio Libertà spesso scherziamo partendo da quello che è un dato di realtà, cioè l'attitudine di Elly Schlein a fare della supercazzola il vocabolario della sinistra contemporanea. Però insomma, anche la nostra fantasia ha un limite, quella di Elly Schlein evidentemente no. Perché mai più avremmo pensato che la segretaria del PD sarebbe stata in grado di commentare l'attentato terrorista di matrice islamista commessa da un cittadino d'origine libanese affiliato all'ISIS, ebbene fosse in grado di commentarlo senza citare l'ISIS e citando invece il DDL Valditara sull'affettività nelle scuole. Mi rendo conto che sembra un'invenzione nostra, perché è talmente assurdo che sembra un'invenzione nostra, e invece vado a leggervi quest'uscita che ha fatto Elly Schlein ai microfoni di colleghi, la trovate su tutti i suoi social. Appunto è partita esprimendo il suo dolore per l'attacco terroristico che ha colpito Berlino. Manca sempre l'aggettivo islamico, islamista, e manca sempre l'attacco terroristico tout court. Vabbè. Ancora più odioso, poi ha aggiunto, perché ha colpito una grande manifestazione d'amore come il Pride. Quindi se ne potrebbe dedurre che se invece quel signore avesse travolto con un furgone dei volgari eterosessuali che stavano andando a lavorare, sarebbe stato meno odioso. Ma vabbè, passiamo oltre, perché è un climax ascendente. Non dobbiamo consentire che l'odio ci intimidisca, né fare passi indietro, anzi fare passi avanti. Gli estremisti odiano la libertà. Gli estremisti chi? Gli estremisti confuciani, buddisti, induisti, animisti, gli estremisti islamici, Elly. Vabbè, e l'aggettivo non compare. Siccome ho sentito che anche da destra c'è stata solidarietà rispetto all'attacco drammatico, ora l'aggettivo diventa drammatico, ma non è mai quello là. No, da destra non è che c'è stata solidarietà. La destra politico-culturale, nelle sue varie articolazioni, chi più, chi meno, ci sentiamo di dire che la Lega oggettivamente ne fa un tema qualificante, sottolinea da anni l'emergenzialità del tema degli attacchi islamici e islamisti in Europa, che sono drammatici, ma anche islamici e islamisti. Comunque, andiamo avanti. Se vogliamo contrastare l'odio in ogni sua forma, accanto alla repressione serve la prevenzione. Questo è un luogo comune preconfezionato che va sempre bene. E la prevenzione si fa a partire dalle scuole. Attenzione che il ragionamento comincia a girare attorno al suo vero obiettivo, obiettivamente, scusate il gioco di parole, delirante. Questa infatti, a giudizio di Elly, andate a vedere i suoi social, non sto inventando, è una buona occasione per riflettere di fermare quel DDL Valditara che limita fortemente l'educazione alle differenze, al rispetto e all'affettività. Proviamo a riflettere quindi su questo, sullo stop al DDL Valditara, che c'era evidentemente sul furgone. Non so se il DDL guidava il furgone o il ministro stesso in prima persona, non lo so a cosa si allude. Proviamo a riflettere per evitare che le cose che accadono possano accadere ancora. Quindi le cose che tra le cause delle cose che accadono, lo sta dicendo lei, c'è il DDL Valditara, ma non c'è l'ISIS. Io non so cos'altro aggiungere. Il DDL Valditara, tra l'altro, non elimina l'educazione all'affettività dalle scuole, semplicemente introduce il sacrosanto principio del consenso informato delle famiglie, elimina il fatto che si parli di sessualità a bambini delle elementari, prevede figure di esperti qualificati, ma qui stiamo già entrando nella realtà, chi se ne frega, l'enormità, la follia, per cui non è che serve rispondere polemicamente, al massimo serve contattare un'ambulanza. È che per la leader del principale partito della sinistra italiana, per far sì che non riaccadano cose come Berlino, bisogna eliminare il DDL Valditara, non combattere l'ISIS. Io non ho veramente più nulla, anche attingendo alla fantasia più sfrenata, da aggiungere. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto